tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti a Praglia, benvenuti nei Colli Euganei. In questo nuovo video faccio un giro che è indicato attorno al monastero. Si salirà a vedere uno zoo qui sulla collina e cercheremo di vedere delle immagini interessanti del monastero, cercheremo di raccontare un po' la storia di questo pezzo di mondo. L'abbazia si chiama Abbazia di Praglia proprio perché Praglia significa zona di prato, prativa, e quindi il monastero ha preso questo nome. È un monastero dei monaci benedettini, ma poi vi racconterò meglio. Nel frattempo vi devo dire una cosa per chi conosce la mia professione da musicista, che il 27 di ottobre uscirà il disco L'Orizzonte degli Eventi di Arcana Opera. Potrete trovarlo in tutte le piattaforme digitali e è già possibile avere il pre-save già da ora a tutti i link che potete trovare nelle nostre pagine. Quindi, detto questo, che era la cosa che mi premeva per primo e vi ho anche svelato e raccontato una parte di me che magari non tutti sanno, proseguiamo con questo giro e oggi ce la godiamo così. Alla fine vi farò anche capire il motivo per cui sono qui. È una cosa simpatica, ma non così tanto. Guardate il video fino alla fine e ve lo dirò. Avanti tutta! Pochissimo tempo, sempre seguendo il sentiero numero 26, si arriva all'ex zoo Parco Lonzina. Non lo conoscevo proprio questo posto. Adesso c'è un bar, io procedo perché il mio obiettivo è quello di girare intorno al santuario. Comunque i Colli Euganei anche in questa porzione si rivelano sempre molto interessanti e passeggiare qui è adatto sicuramente a tutti. Dopo località Leare ho abbandonato per un po' il sentiero numero 26 e al posto di seguire a sinistra dove ci sono le indicazioni tra l'altro molto buone, io sono salito a destra e sono arrivato sul monte Lonzina. Adesso ridiscenderò per poi ritornare alla località Capitello sul sentiero 26. Volevo tastare un po' come funzionano le gambe oggi e come mi funziona la schiena. Vabbè, proseguiamo, dai. Di certo la discesa di qua non è assolutamente agevole, anzi è proibitiva, sconsigliatissima, ma d'altra parte ho fatto questo tentativo e adesso lo porto anche a termine. Insomma, vi consiglio di seguire il sentiero numero 26 pedissequamente, perché qui se no c'è da mettere giù il sedere. Mi avevano detto che sarebbe stata così, c'erano delle persone addirittura con gli stivali che tentavano di farla. Vabbè, non è da stivali, però diciamo che è un po' impegnativa, da stare attenti, trovare buoni appigli, anche perché
è molto molto friabile il terreno ed è un attimo arrivare giù con il sedere. Va bene, piano piano scendo e poi mi manifesterò quando sono arrivato in fondo. Sono sceso, arrivato nella strada asfaltata, il che mi fa propendere al fatto che ho veramente sbagliato scendere di qua, perché in verità sul monte c'era un sentiero che sulla destra scendeva e probabilmente ti riportava direttamente su questa strada. Beh, fa niente, un po' di avventura ci sta sempre e va bene. Adesso me ne torno verso il 26 per concludere questo giro e parlarvi un po' del monastero che andremo a visitare. Beh, laggiù in fondo si può scorgere Abano Terme, Montegrotto, Padova laggiù sullo sfondo e via via fino al mare ed oltre. Guardate che spettacolo questo scorcio, veramente interessante. Eccoci qua, ci siamo ricongiunti con il nostro bel sentiero numero 26. Eccoci qua, sempre 26, e in questo punto si intersecano anche il sentiero di Sant'Antonio di Padova e il sentiero del Giubileo, che il sentiero del Giubileo pare sia di una sessantina di chilometri, un'altra cosa molto interessante e gustosa qui nel comprensorio. Quindi molto bene. Ecco laggiù il monastero di Praglia. Eccoci qua, arrivati al monastero. Siamo partiti da un po' più avanti. Lì il giro molto semplice, sentiero 26, penso sia adeguato veramente a tutti quanti, però è un giretto che si fa apprezzare. Ecco, speravo un po' meglio da un punto di vista paesaggistico, però è sicuramente una camminata che fa sicuramente bene alla salute. Adesso proviamo ad entrare nel monastero per vedere un po' di cose, e siccome ho da qualche giorno problemino alla schiena, niente di grave, non mi fermo per questo, però pare di capire che qui dentro ci sia tipo una situazione dove vendono quelle cose classiche dei frati, e tipo l'arnica, sapete, quelle farmacie furbe, no? E proverò a vedere se c'è veramente. Quindi anche per quello che ho fatto questo giro. L'abbazia di Praglia è un antico monastero benedettino a pochi chilometri da Padova. Risale al 1080 ed è fondata dalla nobile famiglia di Vicentini i conti Maltraverso di Montebello. Per lungo tempo Praglia fu fondamentale per la gestione agricola della campagna padovana e nel Medioevo tolse dalla miseria interi territori, secondo il motto di San Benedetto, ora et labora. L'edificazione della chiesa dedicata a Santa Maria Assunta ebbe inizio nel 1490. La pianta è a croce latina a 3 navate. La chiesa all'esterno si presenta scenograficamente con un'ampia scalinata che conduce a un piazzale sopraelevato fino al portale d'ingresso.
Il monastero prosperò fino al 1810, l'anno delle soppressioni napoleoniche che colpirono molti monasteri. I chiostri sono 4 ed ognuno con funzioni specifiche: doppio o della clausura, botanico, pensile e rustico. Molto interessante è il chiostro botanico, dove un tempo si coltivavano piante officinali, ora adibito a giardino. I prodotti dell'abbazia di Praglia sono realizzati seguendo metodi antichissimi. I monaci sono specializzati nella preparazione di creme e unguenti, a base esclusivamente naturale, usando erbe officinali. Altre specialità realizzate nell'abbazia ai piedi dei Colli Euganei sono le tisane e gli infusi, ma l'abbazia di Praglia è celebre per i vini dei monaci, rossi e bianchi. Dopo Caporetto, il monastero divenne acquartieramento di truppe italiane, francesi e inglesi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i monaci salvarono numerosi civili e militari ebrei e ariani, connazionali e stranieri, religiosi secolari, e l'abbazia custodì importanti tesori artistici, compresi dei cavalli bronzei della Basilica di San Marco. In questo periodo la comunità raggiunse uno sviluppo mai registrato prima e si rese autonoma, riuscendo a rivitalizzare anche il santuario del Monte della Madonna di Teolo. Nel 1954 Papa Pio XII ha elevato la chiesa alla dignità di basilica minore. Senza dubbio l'abbazia di Praglia è il più importante monastero benedettino dei Colli Euganei, sono quindi anche previste visite guidate. Ho fatto un giro anche nello store dei frati, ho recuperato l'arnica, quindi vuol dire che adesso sistemerò il mio strappetto alla schiena e quindi sarò pronto per il prossimo video. E se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto, scrivetemelo nei commenti. È stata una cosa semplice, quindi un giro abbordabile per tutti. Il monastero di Praglia è sicuramente un posto da visitare, è un posto che qui in zona è molto rinomato, c'era un sacco di gente dentro lo shop, un sacco di fila, e la sua storia è veramente interessante. Dai, quindi da Praglia, provincia di Padova, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!